E allora è partita questa prima serie 400 stie libero maschili in corsia numero 4. Marwan El Kamash, atleta dell'Egitto, era presente in Italia al trofeo a Pesaro 2 settimane fa, ha nuotato 3:55,55 in questa gara dei 400 stie libero. Ritorna in vasca a Treviso, 400 stie libero, ha preso parte ai mondiali di Kazan 2015 e qualificato per i giochi olimpici 2016. Corsia 2, Francesco Peron, classe 96, specialista dello stile libero 200 e 400, importanti soddisfazioni in passato per lui. 3 nazionali giovanili in carriera dal 2012 al 2014. El Kamash 54-44, Peron 56-54, Alessio Gerardin 58-54 dall'ottava corsia. Gerardin e Tecchiolli sono i due atleti più giovani, entrambi classe 2000, entrambi tornati da pochissimo da Malta, dove hanno preso parte alla Mediterranean Cup, Coppa Komen. Entrambi hanno vinto 2 medaglie, Tecchiolli un argento e un bronzo, entrambe in staffetta. Gerardin bronzo nei 200 farfalla e bronzo nella staffetta 4x200 stile libero. Pietro Schinetti risale in terza posizione, atleta che nuota in quinta corsia, classe 98. Paolo Taglioretti in sesta corsia per la Gesti Sport, classe 95, anche lui specialista delle lunghe distanze dello stile libero, Paolo Taglioretti. Francesco Peron 1,57,88, il suo passaggio ai 200. Marwan El Kamash 1,58,89, Pietro Schinetti ancora in terza posizione, 2,00,62. Il record della manifestazione è di Mattia Zuin, 3,58,78. Francesco Peron 30,68, Marwan El Kamash 30,42, Pietro Schinetti 30,46, quest'ultimo tratto di 50 metri in terza posizione. E siamo alla virata dei 300, ultime 2 vasche, ancora Francesco Peron in prima posizione, per lui la stanchezza dei 400 misti nuotati in apertura. 2,59,81 ai 300 per Peron, 31,25 il sesto 50 metri, Marwan El Kamash 31,38 e poi sempre Schinetti in terza posizione dalla quinta corsia. Schinetti, abbiamo ricordato, classe 1998. El Kamash classe 93 per l'Egitto in quarta corsia. Siamo all'ultima virata, quella dei 350. Peron 30,86, El Kamash 30,90, Schinetti 30,28. Prova ad attaccare El Kamash per una medaglia d'argento. Schinetti in corsia numero 5, Peron in 2, El Kamash in 4, Schinetti in 5. Questi atleti nelle prime 3 posizioni, con El Kamash che risale dalla corsia centrale, sorpassa Peron e si aggiudica questa prima serie col tempo di 3:59,73. Francesco Peron 4:00,35 in seconda posizione. Per la terza posizione Pietro Schinetti 4 minuti e 85 centesimi.